I carichi di lavoro sono enormi, sono all'incirca 1 milione tra attività e pratiche in senso proprio, che ovviamente divise tra i 116 dipendenti che erano presenti a marzo, sono all'incirca 9.000 pratiche a persona, pratiche e attività a persona. Ovviamente le pratiche vanno da quelle più semplici a quelle molto complesse, per le quali sono necessarie anche settimane di lavoro. Lavorano già sepolti sotto migliaia di pratiche a testa, ma per i dipendenti di Anagrafe e Stato Civile del Comune di Venezia il futuro potrebbe tingersi di tinte ancora più fosche, se è vero che all'orizzonte è in arrivo un'altra decina di pensionamenti. Monica Sambo, capogruppo del Partito Democratico, è tra coloro che denuncia dal 2016 la carenza di organico di questo settore della pubblica amministrazione veneziana, un allarme rilanciato attraverso una doppia interrogazione presentata durante la seduta congiunta della 10ª e della 1ª commissione consiliare, di cui è presidente, e davanti ad una delegazione dei lavoratori. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta dal Comune, anzi ci sono state reazioni entusiaste dei nuovi servizi. Noi ascoltiamo i cittadini, soprattutto di quelle municipalità che sono state private dell'anagrafe, o comunque dove sono state diminuite le anagrafi. Ricordo solo quella di Parco Bissuola, che ha comportato anche lo svuotamento dei servizi all'interno del parco, e quindi anche un problema di degrado poi e di poca valorizzazione del parco stesso, perché hanno tolto tutti i servizi.